Pur accumulando un distacco di 1 minuto e 30 secondi nella prima frazione di nuoto vinta dall'italiano Leonardo Ballerini, Chris Coddens si impone nella seconda edizione del Tinatura Orosei, valevole per il titolo europeo che si è svolta domenica scorsa fra gli sterrati e le spiagge di Cala Ginepro e l'oasi naturalistica di Biderosa. Il nazionale belga ha chiuso la sua gara di 1,5 km di nuoto, 30 km di bici da montagna e 10 di corsa in 2 ore 17 primi e 3 secondi. Dietro di lui, a 2 minuti di distanza, il francese Arthur Forissier al suo esordio nella categoria Elite e vera sorpresa della giornata. Con loro sul podio più alto Jim Thies, altro nazionale belga, primo degli italiani, settimo assoluto Mattia De Pauli. Per le donne, podio più alto per la tedesca Katrin Müller che mantiene il titolo europeo della specialità conquistato lo scorso anno. Dietro di lei Renata Bucher e la campionessa del mondo in carica Elena Erbenova. Per il territorio si è trattato di una vera e propria iniezione di energia, visti i numeri legati alla manifestazione che si svolge in Baronia da 8 anni e che domenica ha visto cimentarsi oltre 470 atleti, fra cui 53 elite. Impeccabile l'organizzazione del Sardinia Island Group di Nuoro, apprezzata dai 2 commissari della Federazione Europea di Triathlon presenti domenica scorsa a Cala Ginepro. L'organizzazione del patron Sandro Salerno, sostenuta dalla Regione e dal Comune di Orosei, ha presentato la sua candidatura per ospitare le finali del Campionato Mondiale di Triathlon 2015, un evento che si svolgerebbe in 4 giornate di gara con la partecipazione di ben 2000 atleti provenienti da tutto il mondo. Il verdetto della federazione è atteso per il prossimo 28 di giugno.